vincere per continuare a sognare una classifica che al momento vede il Palermo Futsal Club al primo posto. Un saluto qui da Marco Genduso di Sportisili per commentarvi la sesta giornata del campionato di Serie D, girone B di Palermo. Nel corso degli ultime stagioni sta anche migliorando tanto in fase difensiva. La Fiura cerca un velo per Sujon, arriva su Sujon con il tocco morbido, la tocca Sujon, è uno schema infatti. La Fiura cerca la porta, allontana Nicchia che poi non rinvia benissimo. Matesi attacca la porta e contro il portiere. Matesi con la punta, un mix tra punta in realtà e pallonetto. Trattenuta della maglia, si continua. Sujon, le finte sul mancino, può calciare Sujon. Sujon! Cosa ha fatto Sujon? Nasconde la palla e poi col mancino colpisce il palo più lontano ed è 1-0 il risultato. Tempo si sta riscaldando anche Ciccio Catania. Maenza intanto cerca il porta con il destro, chiude tutto Calì, però Sujon e Chinici qua hanno veramente combinata grossissima. Destro-sinistro, nasconde la palla come un mago. Sujon ancora sul sinistro, può calciare. Sujon cerca un tiro che quasi stava per diventare un assist. Maenza, tanto atteggiamento per citare, tentato Nicchia, la traversa, gancio miracoloso, poi era veramente complicato da mettere giù questo pallone, non ci è neanche riuscito. Vediamo Riccobono, Sujon, partita perfetta per l'8, Sujon, guarda la porta, allarga, Citarda, guarda la porta, Citarda, la porta di Montalbano, poi Sujon, ancora l'occasione per Citarda che sbaglia da 2 passi, 3 maglie rosse, si appoggia, Catania cerca la porta! E poi una deviazione, classica finta di Chinnici che poi libera Catania, grande qui l'aggancio, può rientrare Catania, sbraccia un po' sul secondo palo e ancora Citarda si divora il gol, ma che palla ha dato! Si batte rapidamente Sujon, allarga il gioco, Chinnici, potrebbe anche la Fiura per Gennaro, Sujon, poi ritorno Chinnici e non trova la porta per questione veramente di pochissimo, ma grande azione. La Fiura si gira, cerca il taglio dei compagni, serve Lopez e poi Montalbano, la parata perfetta, voleva colpire la propria ex squadra. Quanta qualità per Sujon, che si fa vedere anche con questi recuperi incredibili. La Fiura, Sujon, lascia scorrere, entra da rigore, palla al centro, la Fiura! Ed eccolo! Magia incredibile di Ali Sujon e poi a concludere Vito La Fiura, 2-0 al 30esimo. Sarà calcio d'angolo con Sujon, schema per La Fiura e poi la tocca ancora Maenza. Riccobono, Maenza, le finte, rientra sul sinistro, cerca la porta e poi forse un tocco ed è gol del 2-1, lo riapre Maenza. Catania nasconde il pallone su Riccobono, poi apre per Citarda che la controlla con la testa, la tiene anche in campo, Citarda attacca la porta, Citarda e ancora una volta super Montalbano, giocano benissimo i due, poi viene così preso dal suo avversario, Sujon, sta tutti, Sujon, la palla poi Citarda con la testa e l'ultimo tocco sembrava poter essere di Maenza, centralmente Sujon col tacco molto elegante, adesso doppio passo, allarga il gioco, potrebbe ridargliela, lo fa, Catania, salta l'uomo, Catania! Ed eccolo, il primo gol di Francesco Catania, perfetto il dialogo con Ali Sujon ed è 3-1 il risultato. Ma era chiaramente un contrasto in questo caso, Chinnici può cercare i compagni, trova in mezzo Sujon, guarda la porta, Sujon per La Fiora, qui si divora il gol del Palermo, tanta superficialità, poi cerca la porta Nicchia che apre un po' troppo l'ultima posizione, sta veramente facendo una partita super. Sujon c'ha spazio, cerca il secondo palo, la Fiora, salta il portiere, eccolo, l'esultanza, la rabbia come un leone, Vito La Fiora fa 4-1, ma ancora una volta grande palla di Sujon, con il secondo palo tocca male, ma non è il suo piede, però va bene così, finisce la partita, vince il Palermo Futsal Club con il risultato di 4-1.